Allora, Boschi, con un primo commento a caldo sui dati che ha registrato il PDL, un po' in controtendenza ad Agrigento rispetto all'input nazionale. Siamo molto soddisfatti perché appunto il PDL dimostra su tutto il territorio provinciale di essere un partito vivo, che gode di ottima salute. Dice bene lei, i risultati che otteniamo nel capoluogo di provincia e nella città di Sciacca, che erano i due centri più importanti nei quali si votava, dimostrano che è un dato in assoluta controtendenza rispetto a ciò che è successo nel resto del paese e nel resto della Sicilia. Ad Agrigento andiamo al ballottaggio con Totopennica e siamo il primo partito con il 15% dei voti, pari a 5.170 voti, dimostrazione che abbiamo fatto uno straordinario lavoro, dimostrazione di come il partito sia ben radicato nella città di Agrigento. Nella città di Sciacca vinciamo con Fabrizio Di Paola a primo turno, e anche lì il partito e la lista si affermano appunto come primi. Tutto ciò testimonia come in questi mesi abbiamo ben operato, ben lavorato. E con un voto un po' disgiunto rispetto alle liste avrebbe ottenuto Totò Pennica, quindi c'è stato, diciamo, non c'è stato un voto compatto da parte della sua coalizione. Ecco, come se lo spiega? Io non lo chiamerei voto disgiunto. Questa legge io l'ho votata nel 2010, si chiama voto confermativo, e cioè i cittadini hanno l'opportunità tramite la croce di votare per il proprio candidato sindaco. Non ritengo sia stato soltanto a sfavore di Totò Pennica, perché se andate ad analizzare i voti lo stesso è accaduto dentro la coalizione della Lobello. Ciò testimonia come appunto non si tratta di voto disgiunto ma di voto confermativo. Il primo turno è passato, adesso bisogna pensare al ballottaggio. Io ritengo che il 22% preso da Totopennica sia un dato significativo. Un mese fa in pochi ad Agrigento conoscevano Totopennica, adesso ha acquistato una notorietà, una popolarità in città importante, sta parlando di contenuti. Io sono convinto che è un candidato che continuerà a crescere in questi giorni di ballottaggio. Sembrava quasi una campagna elettorale questa, diciamo, che è finita stanotte con un voto, un po' un referendum Alfano sì, Alfano no. Si è anche caratterizzata così la campagna elettorale su Agrigento. C'è stato questo tentativo da parte degli avversari politici. Devo dire che se dovessimo dare questa lettura, direi che al primo turno il referendum me lo vince Alfano, nel senso che il Popolo della Libertà si afferma come primo partito, il candidato sindaco che noi appoggiamo va al ballottaggio, ma noi non la viviamo così. Noi cerchiamo di portare avanti una proposta piena di contenuti nell'interesse degli agrigentini, non ci facciamo tirare per la giacca da chi vuole costruire questa sorta di referendum. La faccia l'ha messa il candidato sindaco Totopennica, noi lo stiamo supportando. Ritengo che gli agrigentini debbano scegliere da una parte tra dare continuità all'amministrazione uscente e dall'altra parte l'opportunità di poter cambiare e farlo con una persona molto preparata che è l'avvocato Pennica.